Benvenuti, oggi è venerdì 20 giugno 2025. Il sole sorge alle 5:39 e tramonta alle 20:24. La luna si leva all'1:33 e cala alle 14:55. Oggi si celebra Sant'Ettore. Il nome Ettore ha origine greca e significa reggitore del popolo. Oggi 20 giugno è la giornata mondiale del rifugiato. L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha scelto di celebrare tale giornata al fine di intensificare gli sforzi per prevenire e risolvere i conflitti e contribuire alla pace e alla sicurezza dei rifugiati. Sono 58 le candeline per l'attrice australiana Nicole Kidman. Sguardo di ghiaccio e fascino intenso. Ha iniziato il suo percorso professionale in teatro per approdare al cinema alla fine degli anni '80. Nel 2003 ha conquistato l'Oscar come migliore attrice protagonista col film The Hours. Quest'anno la troviamo nel film Holland di Mimi Cave. Festeggia 76 anni il cantante americano Lionel Richie. È stato frontman dei Commodores, famosa band degli anni 70. Dal 1982 ha intrapreso la carriera da solista, vendendo oltre 100 milioni di dischi. Il suo singolo più celebre è All Night Long. Infine oggi compie 23 anni la ballerina Giulia Stabile. Vincitrice della 20ª edizione di Amici, dal 2021 è stata scelta per condurre il programma Tu sì che vales. Nel 2023 ha co-condotto e preso parte al corpo di ballo di Amici Full Out Live insieme a Nicolò De Vitis e Isobel Fetiai-Kinner. Immaginate di poter rimanere giovani per sempre senza subire gli effetti dell'invecchiamento. Questo è il fascino de Il ritratto di Dorian Gray, il capolavoro di Oscar Wilde. Pubblicato per la prima volta il 20 giugno del 1890, questo libro ha subito una serie di critiche per il suo approccio audace al piacere e alla morale, ma ha anche conquistato il cuore dei lettori. Una storia che ci fa riflettere sulla vanità e sulla natura umana. Materia o antimateria? E no, non ci troviamo all'interno di un film di fantascienza. In fisica l'antimateria è la materia costituita da antiparticelle. Immaginate che per ogni particella che esiste nell'universo ne esiste una sua opposta, con la stessa massa, ma con delle caratteristiche diverse, come la carica elettrica di segno opposto. Quando un'antiparticella e una particella vengono a contatto, si assiste al fenomeno dell'annichilazione, cioè della distruzione totale o completa scomparsa della materia, dal latino nihil, niente, con il conseguente rilascio di energia. Buongiorno ai 12. La Luna oggi in Ariete, dopo il suo idillio con Mercurio, ha deciso di virare completamente direzione e si scontra proprio con le parole che a volte provocano dei sentimenti un po' distonici. Vediamo cosa accade. Ariete, la Luna oggi è proprio nei vostri gradi, è quadra con Mercurio, quindi potreste avere delle difficoltà proprio nella comunicazione affettiva. Toro, la vostra giornata oggi è segnata da una Venere che invece va molto d'accordo con Mercurio e che vi rende più comunicativi e più disponibili a esternare amore. Gemelli, la giornata di oggi è una giornata che vede una luna amica, una luna che vi ricorda l'importanza dell'amicizia e del divertimento, e anche se il Sole ancora nei vostri gradi è gravato da Saturno e Nettuno in quadratura,
deciderete comunque di trasformare la serata in una meravigliosa rimpatriata tra amici. Cancro, la vostra giornata è decisamente molto dinamica, il sole si sta avvicinando e Mercurio nei vostri gradi ha tutto l'appoggio di Venere. La luna invece, la vostra signora, la rende incerta e insicura nel parlare, quindi il vostro Mercurio si dovrà esprimere in una maniera molto più pacata e diplomatica. Evitate gli scontri con il partner. Leone, una giornata oggi che vede una bellissima luna di trigono, una luna che vi aiuterà più con gli sguardi e con un gioco seduttivo. Ora che Marte è andato via potete essere più soft. Vergine, la vostra giornata è segnata da un Marte che prende energia da Sole e da Giove. Vi fate sempre più agguerriti e potenti, con molta diplomazia ma sicuramente fermi nelle vostre decisioni che difenderete a spada tratta. Bilancia, luna in opposizione oggi, per cui è tutto nel rapporto io e gli altri. Dovete un po' focalizzare bene qual è la percezione che gli altri hanno di voi. Sarà importante per capire il perché alcune persone si sottraggono un po' alla relazione con voi. Scorpione, una giornata oggi che prevede i pianeti fare dei giochi di passaggi planetari e che affondano nelle emozioni. Il vostro campo preferito. Oggi ammetterete a voi stessi quanto siete presi da una persona o quanto ne siete attratti. Sagittario, la vostra giornata oggi ha una stupenda luna in trigono, quindi risale un po' l'umore e anche il sole sta finendo di tormentarvi e tornerà a essere amico tra pochi giorni, quindi una ripresa. Marte ancora in quadratura, quindi pochi rischi. Capricorno, luna in quadratura oggi dall'Ariete, per cui il vostro Saturno, seppur ha buone idee, potrebbe avere delle remore o a procedere o dei ripensamenti. Datevi tempo. Acquario, è una giornata oggi molto amica, proprio perché la Luna, Saturno e Nettuno collaborano tutti a fare sviluppare le vostre idee. Urano bilancia proprio per questo weekend un'idea che vi verrà comunicata oggi, per cui dovrete impegnarvi. Pesci, la giornata di oggi prevede tutto l'appoggio di un Mercurio che vuole delle spiegazioni e le otterrete, perché indecisi un po' sul da farsi, su delle procedure tecniche su cui ci capite poco, sarà fondamentale l'intervento di un buon consigliere. Immaginate l'emozione di essere la prima donna nella storia d'Italia a occupare una delle posizioni più importanti del governo. Nilde Iotti l'ha vissuta in prima persona quando il 20 giugno del 1979 si insediò come presidente della Camera. Con un sostegno schiacciante di 433 voti favorevoli su 615 al primo scrutinio, Nilde Iotti ha iniziato un mandato di 3 legislature. La sua leadership ha segnato un traguardo significativo nella storia italiana, aprendo la strada a una maggiore partecipazione femminile nel mondo della politica. Il detto "Don't bite the hand that feeds you" significa semplicemente non mordere la mano che ti nutre. Questa espressione ci ricorda di non trattare male o essere ingrati verso coloro che ci aiutano o forniscono sostegno. È importante riconoscere e apprezzare le persone che contribuiscono al nostro benessere, perché se le trattiamo male potremmo danneggiare le nostre stesse opportunità. È come dire non sputare nel piatto dove si mangia, un altro modo di esprimere lo stesso concetto. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Nella finale degli europei del 1976 la Cecoslovacchia e la Germania Ovest si sfidarono ai calci di rigore. Antonín Panenka si presentò al dischetto per il tiro decisivo. Con una lunga rincorsa fece credere di tirare un colpo potente. Il portiere Maier si era tuffato sulla destra e si vide beffato da quel tiro delicato. Perfino Pelé commentò incredulo: solo un genio o un pazzo avrebbe potuto tirarlo in quel modo. Oggi quel tiro è conosciuto come cucchiaio ed è diventato caratteristico di molti campioni, da Maradona a Totti.
che lo utilizzò nella semifinale degli Europei del 2000 tra Italia e Olanda. Ci salutiamo con la frase del giorno. La vita imita l'arte molto più di quanto l'arte non imiti la vita. E quindi, ispirati dall'arte in tutte le sue sfaccettature, vi auguriamo una nuova meravigliosa giornata piena di creatività. Ci vediamo domani. Buona giornata dalla vostra Martina.